Bentornati a un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Sta per arrivare una forte ondata di caldo molto intensa sulle regioni meridionali. Di conseguenza queste subiranno temperature anche oltre i 40 gradi, soprattutto sulla Sicilia, addirittura oltre i 42 gradi, pensate. Andiamo a vedere però il quadro generale perché proprio dal 21 partirà questa ondata di caldo ennesima che però non influenzerà tutta l'Italia, diciamo più esposte le regioni centro-meridionali e di conseguenza temperature meno calde, comunque fino a 36 gradi sull'Emilia Romagna e sul Basso Veneto. Altrove invece saremo tra i 32 e i 34 gradi al nord. Guardate questo flusso instabile atlantico come sarà ben proiettato proprio attorno al 24 e 25 del mese. Le proiezioni lasciano indurre proprio questo minimo depressionale che porterà quindi delle perturbazioni, flussi umidi atlantici temporali anche forti, concentrati soprattutto al nord e sulla fascia adriatica, che potranno raggiungere anche il sud Italia. Ancora però da valutare questa tendenza che al momento risulta ancora incerta per quanto riguarda le regioni meridionali, che vivranno ancora un'ondata di caldo piuttosto lunga, almeno fino al giovedì. Vedete come nel corso dei prossimi giorni subiremo un attacco temporalesco proveniente dai quadranti sud-occidentali, proprio per questo minimo stazionato tra l'Inghilterra e la Francia, che porterà quindi una fase di maltempo. Come vedete invece il caldo africano, la spinta delle correnti dal deserto del Sahara porteranno quindi temperature molto sopra la media sulle regioni meridionali e quindi anche sulle due isole maggiori. Guardate come l'afflusso di temporali risulterà più significativo già dalla giornata di sabato. Questa influenza anticiclonica coinvolgerà quindi solamente parte dell'Italia. Vedete come le aree più coinvolte saranno queste più delineate dalla mappa e quindi sulle aree in rosso saranno più a rischio quindi per l'attività di temporali, e in tal caso sarà possibile anche qualche supercella isolata tra il Piemonte e la Lombardia occidentale. Questa è la probabilità maggiore. Poi abbiamo messo da parte nostra l'allerta per quanto riguarda le aree più esposte. Come vedete quelle in giallo risentiranno nessuna se non scarsa probabilità, mentre quelle in arancione è possibile lo sviluppo di una locale supercella, come dicevo, tra il Piemonte e la Lombardia, quella più favorita, poi sulle prealpi venete e sulle Dolomiti venete sul Trentino. Più agirà ovviamente a nord, con il rischio quindi di grandinate fino a medie dimensioni e di nubifragi. Guardate invece come nella giornata di domenica la spinta quindi di questo ciclone situato proprio tra l'Inghilterra e la Francia continuerà a stazionare, a portare questi flussi temporaleschi, ma migliorerà comunque il tempo, solamente qualche piovasco sulle Alpi, altrove invece più sole anche al nord e quindi passaggio di qualche velatura, e quindi le aree più soggette alle precipitazioni saranno solamente queste. Poi nella giornata di lunedì avremo invece un flusso più attivo di correnti atlantiche, quindi più fronti temporaleschi che andranno ad addossarsi anche sulla Germania, raggiungendo nella giornata di lunedì, soprattutto pomeriggio sera, anche il nord, il più colpito, e le aree proprio più favorite saranno queste. Quindi attenzione, soprattutto come vedete le aree in viola, il rischio di grane rosse è più imminente di nubifragi, e quindi l'alto Piemonte e l'alta Lombardia saranno più a rischio, così come comunque anche la comparsa di multicelle tra il pomeriggio e la serata fino al Friuli Venezia Giulia e sulle medio-alte pianure venete. Questa è la probabilità maggiore quindi di avere questi fenomeni in giornata di lunedì, e poi vivremo invece un netto rialzo delle temperature al sud dopo i 40 gradi nella giornata di domenica e lunedì. Pensate, ma qui sarà il picco del caldo, valori anche fino a 40 gradi sulla Sicilia, poi sulla Calabria, sul Catanese, sul Materano, quindi attenzione a queste aree. Invece lieve calo termico al nord tra valori comunque sopra la media attorno ai 31-33 gradi. E quindi poi avremo invece un abbassamento del flusso più fresco atlantico, di conseguenza proprio già la giornata di mercoledì invece si abbasserà, e questo fronte proprio sulla Francia porterà all'attivazione poi di un sistema convettivo più ampio ed esteso, che riuscirà dapprima tra mercoledì e giovedì ad agire al nord sulle regioni settentrionali fino ad arrivare alle zone di pianura, per poi spingersi del weekend fino al comparto adriatico del centro e poi del sud. Da verificare comunque le aree più soggette, ancora questa previsione comunque distanza temporale ancora incerta, ne riparleremo nel prossimo video aggiornamento. Continuate a seguirci.